No, andate un po' più indietro, allargatevi. Non spingete ragazzi. Magari basta che lui tanto sa che si rivolge anche a lui. Aspetta che ci ingroppiamo. Guardate, sono qui con la dottoressa Russo, che è la nostra massima responsabile per tutta questa partita, ovviamente l'assessore regionale alla sanità Lanzarin. Dico che questa mattina abbiamo avuto più riunioni, peraltro mi ha chiamato anche il Capo dello Stato e quindi voglio ricordare il Capo dello Stato chiamato chiedendo informazioni rispetto alla condizione del Veneto. Ho parlato lungamente con il Capo dello Stato. Abbiamo fatto poi diverse riunioni, ci siamo sentiti in più occasioni anche stanotte con Speranza e con il Presidente del Consiglio e col collega Fontana. L'ultima riunione, che è stata quella più lunga, in videoconferenza con praticamente mezzo governo e comunque il Presidente del Consiglio e Speranza per quanto riguarda la competenza diretta, ne viene fuori che noi abbiamo chiesto, siamo dell'idea che l'approccio debba essere uniforme su tutto il territorio nazionale, che ci sia comunque la possibilità di garantire la salute ai cittadini e che vengano adottate delle linee guida nazionali uniformi. Tanto è vero che adesso stanno lavorando sulla base anche di nostre proposte a delle linee guida nazionali. Per conto nostro, in attesa di queste linee guida che dovrebbero uscire, io immagino a ore e sicuramente oggi, abbiamo la possibilità, abbiamo già contattato, poi ve lo dirà la dottoressa Russo, abbiamo già inviato al sindaco di Mira per le sue competenze e ai sindaci del Veneto già le prime indicazioni. La situazione è sotto osservazione, in questo momento abbiamo 12 positivi, 12 persone che non sono positive al coronavirus, delle quali ricordo 3 contagiati che hanno sviluppato malattia, dei quali 3, una persona, il signor Trevisan, è deceduto ieri sera. Questa è la situazione. Il cittadino di Mira, quindi che è stato trasferito alle infettive di Padova, in terapia intensiva a Padova, ha delle condizioni di salute ovviamente che ci preoccupano, però è seguito. Passerei la parola prima all'assessore Lanzarin, che vi dice anche rispetto al personale cosa abbiamo fatto, e poi la dottoressa Russo che vi dà uno spaccato delle indicazioni che abbiamo. Scusi, sono tutti di Vo i 12? I 9 sono di Vo. E gli 8 cinesi appena ricoverati e un americano ricoverato a Vicenza? Non sono noi stiamo facendo la verifica con i tamponi, sì, anche lì. È corretto allora? Sì. Okay. Grazie. Prego. Ma rispetto allora al personale sanitario, le misure che sono state prese sono state quelle appunto per quanto riguarda l'ospedale di Schiavonia, in cui sono stati appunto e si stanno facendo tutti i test per il personale appunto all'interno di Schiavonia. È chiaro che in questo momento l'azienda ospedaliera di Padova, reparto di infettivologia, è quello più sotto pressione, quindi stiamo cercando di recuperare personale anche da parte delle altre USL da mandare in supporto a Padova, perché ci sono molte persone in attesa, preoccupate, quindi vorremmo sicuramente dare una risposta e quindi ora stiamo cercando di trovare altro personale dalle altre USL che non hanno oggi casi o comunque non sono in una situazione di emergenza. Assessore, mi scusi, per quanto riguarda il comune di Mira, c'è un cordone sanitario come a Vo Euganeo oppure no? Allo stato attuale no, ma comunque abbiamo già scritto al sindaco e adesso la dottoressa Russo vi dirà i contenuti di quanto abbiamo informato rispetto al comune di Mira e anche rispetto a tutti gli altri comuni del Veneto. Grazie. C'è da dire che rispetto a Mira rispetto a Vo, la differenza sta nel fatto che Vo è una comunità e alla fin fine anche rispetto al tema di quello che è accaduto sembra essere un'enclave, a parte il fatto che dobbiamo ancora capire per bene la fonte del contagio. Tant'è vero che oltre i 2 che hanno sviluppato la patologia, la malattia, abbiamo i 9 positivi al coronavirus asintomatici in questa fase sono di Vo. Questo è il primo tema. Mira è un'altra storia perché comunque stiamo parlando di un'altra persona, ma delle cui condizioni abbiamo discusso anche in videoconferenza proprio territoriali sono diverse. Detto questo, rispetto alle chiusure di strade o ai confinamenti c'è da dire che ne abbiamo discusso stamattina, adesso stiamo elaborando delle linee guida in maniera tale che poi ci sia un approccio uniforme, anche visto e considerato che da qui ai prossimi giorni non sappiamo quale sarà l'evoluzione. Ricordo che i rettori mi comunicano che chiuderanno la prossima settimana le università, quindi chi doveva fare lezione non
non fa lezione, chi doveva fare solo esami come nel caso di Padova, si spostano di una settimana. Le università? Sì, l'Università del Veneto, sì. Quanto riguarda, mi scusi, le manifestazioni Tipo il carnevale, questo lo stiamo decidendo, affrontando, però io ho chiesto che sia affrontato con linee guida ufficiali, inutile che stiamo qui a decidere che il carnevale non va bene e poi facciamo la partita con 80.000 persone. Nel momento non ci sono indicazioni. Non ci sono indicazioni. Le uniche indicazioni rispetto ai eventi collettivi oggi ce le abbiamo in questo istante su Vo, il quale ha e Schiavonia ovviamente in quel senso. Passo la parola al dottore. Le condizioni invece del paziente di Mira che non abbiamo capito bene. Ma il paziente di Mira è in terapia, è in rianimazione, scusate, all'azienda ospedaliera e quindi rianimazione? sì, mi risulta rianimazione in azienda ospedaliera, per cui dovete scusare ma abbiamo talmente tante informazioni, e in rianimazione in azienda ospedaliera. Vorrei che parlasse la dottoressa Russo perché venga più avanti, vada al centro, perché così avete uno spazio. Allargatevi di là perché... Allora, come ha detto il Presidente, abbiamo situazioni epidemiologiche differenti. Abbiamo un cluster, quindi un insieme di casi che si sono verificati nella comunità di Vo, e quindi le precauzioni che abbiamo, le disposizioni che abbiamo dato sono quelli di un'osservanza e di evitare quelli che possono essere tutti i contatti pubblici evitabili, in modo tale da evitare la diffusione, visto che abbiamo appunto questo cluster. Diversa invece è la situazione che si è verificata a Mira, dove allo stato attuale abbiamo un solo caso clinico e naturalmente si stanno svolgendo tutte le indagini. Quindi la definizione dei quadri epidemiologici è in continua evoluzione, dipende molto da questo lavoro che stanno facendo i dipartimenti di indagine epidemiologica, sia per capire qual è stata la fonte di esposizione, quindi il caso indice, sia per capire come eventualmente modulare le osservazioni che diamo. Pertanto le osservazioni che abbiamo dato al momento al Comune di Mira sono quelle naturalmente di stare in uno stato di attenzione, di evitare dove è possibile soprattutto le aggregazioni, gli eventi privati che possono portare a un insieme di persone che stanno in comunità ristrette, però per il resto di intensificare invece quelle che sono le precauzioni standard per le infezioni ospedaliere, e questo l'abbiamo mandato anche come indicazione per tutti i comuni del Veneto, e quindi non soltanto per questi due. L'Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato un decalogo che comunque è anche sul sito della Regione, dove spiega benissimo quali sono le cose che devono essere fatte per evitare le infezioni. A questo la trasmissione delle infezioni respiratorie, a questo abbiamo aggiunto che in tutti i punti di negozi, supermercati, palestre eccetera siano disponibili le soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani, perché questa è la principale misura che limita la diffusione dell'infezione. Per questo abbiamo con Azienda Zero fatto degli ordini straordinari, quindi i comuni avranno il supporto delle aziende ULSS per disporre di questo tipo di soluzione. Abbiamo, visto che parliamo di approvvigionamenti anche con Azienda Zero, aumentato gli ordini per quanto riguarda i test che dovessero rendersi necessari, quindi i test diagnostici per i virus e anche naturalmente i tamponi e altri dispositivi di protezione individuale. Quindi al momento, come ha detto il Presidente, stiamo aspettando che ci siano delle indicazioni nazionali in modo da non penalizzare nessun territorio e di avere un analogo comportamento per quanto riguarda tutte le regioni. L'ospedale di Dolo come... L'ospedale, naturalmente i reparti che sono stati interessati andranno incontro a sanificazione, e per quanto riguarda il personale viene tutto controllato. Quali reparti? Il reparto di geriatria e anche il pronto soccorso dove è passato il paziente. No, volevo anche dire un'altra cosa che al momento ci rassicura, che tutti i test che sono stati fatti sugli operatori sanitari dell'ospedale di Schiavonia sono allo stato attuale negativi. È chiaro che dobbiamo aspettare, però al momento questo mi pare una buona cosa. Perché si sono attesi 14 giorni per fare il test coronavirus al paziente che poi è deceduto? Allora, il paziente si è presentato, da quello che ci è stato riferito, con un quadro di polmonite, un paziente che non presentava il criterio principale per la diagnosi, che ci ricordiamo è il criterio epidemiologico. Il criterio epidemiologico prevedeva o un viaggio nelle aree a rischio o contatti con soggetti provenienti da aree a rischio. Poiché la persona non ha riferito nella sua anamnesi nessuna di queste condizioni,
restrizioni, chiaramente non c'era il sospetto clinico. E quando è che è scattato invece la necessità? Poiché il paziente insomma, non migliorava con le normali terapie che vengono affrontate per quanto riguarda i casi di polmonite da influenza, allora si è approfondita l'indagine ed è stata fatta, anche se non presentava questi elementi, il test per il coronavirus e si è riscontrato positivo. Da lì l'indagine epidemiologica, quindi lo stesso ambiente frequentato anche dall'altro caso, e abbiamo trovato questo piccolo cluster che adesso si è allargato con la positività di alcuni contatti. Ma questi 8 cinesi di cui parlavano prima, allora, gli 8 cinesi si sono a seguito appunto delle indagini che si stanno facendo, si è scoperto che c'è una comunità cinese che non sappiamo a Vo che frequentava il bar, ma adesso non abbiamo elementi ancora per dire se questi sono stati mandati si trovano in malattie infettive per essere valutati e per essere testati. E l'americano certamente. Invece è ricoverato licenza? Di quello di San Bortolo non abbiamo insomma, specifiche notizie, però c'è anche un'altra cosa che dobbiamo considerare, che valeva anche prima del verificarsi dei casi. Noi andiamo a valutare anche tutti i soggetti che si presentano e che quindi non vengono mandati a casa, tutti vengono valutati da un punto di vista infettivologico e con il test, e quindi può succedere anche che un americano, anche se so che per quanto riguarda i militari americani che ci sono nella base di Vicenza, questi hanno degli accordi specifici con l'azienda, hanno fatto degli incontri, quindi hanno già degli accordi e quindi un percorso. Quanti test avete fatto finora a Vo? A Vo non lo so di preciso perché è un numero in continua evoluzione. Diciamo che abbiamo seguito sotto controllo piuttosto le positività. Okay. Per quanto riguarda il personale ne sono stati fatti più di 200, però per quanto riguarda tutte le persone adesso vedremo via via. Nessun degente positivo al momento? I degenti no, non ci risulta. Neanche personale. Erano persone del paese? Questi erano persone del paese. Per quanto riguarda i degenti naturalmente li stiamo facendo. Come? Sono ancora dentro l'ospedale? Allora, la decisione che è stata presa ieri per quanto riguarda i degenti dei reparti dove sono passati 2 casi, al momento sono in ospedale e rimangono in ospedale, perché quello rappresenta il luogo per intervenire nel caso in cui si dovessero manifestare dei sintomi e per superare il periodo di quarantena che deve essere, naturalmente che deve passare, proprio perché sono privilegiati. Sono ricoverati in ospedale o a casa? Allora, adesso stiamo verificando, c'era soltanto una persona che era sintomatica che è ricoverata, gli altri si stanno valutando, quindi dove sarà necessario il ricovero verrà fatto il ricovero, per il resto potrebbero essere in isolamento domiciliare in sorveglianza attiva. È ricoverata a Padova anche quest'altra persona? È ricoverata a Padova. Ok, quindi ne avete 2 adesso a Padova ricoverati, quello di Mira e questo? È una prova di matematica? Per perdendo io, per carità. 3 quindi a Padova, scusa. Allora a Padova è stato trasferito il paziente che era a Mira, poi abbiamo il paziente che era a Schiavonia e credo questo paziente che è risultato positivo, che adesso non mi ricordo il sesso. Quindi adesso scatteranno i test per chiunque abbia sintomi respiratori si presenti in ospedale, come funziona? No, allora diciamo che ci sono quelli della comunità di Vo a cui abbiamo detto offriamo il test, c'è lì una postazione che è stata individuata e via via verranno fatti i test, anche perché c'è una tempistica per l'effettuazione dei test e una tempistica per la refertazione dei test, quindi farne 1000 non significa avere 1000 referti pronti, quindi ci vuole un tempo. Poi invece per quanto riguarda il resto del territorio regionale abbiamo detto che tutti coloro che dovessero avere sintomi respiratori importanti non viene considerata solo l'influenza ma come diagnosi differenziale anche il test per il coronavirus. Invece se dalle indagini epidemiologiche venissero rilevati dei contatti che si trovano dentro o fuori dal territorio, questi verranno indagati, quindi niente verrà lasciato inesplorato. Quindi lo screening è volontario, non è obbligatorio? No, allora lo screening non è obbligatorio, è offerto alla popolazione. Solo a Vo. Quindi dottoressa, quelli ricoverati per sintomi influenzali, tutti questi verranno sottoposti a tampone? Allora, quelli che si presentano da ieri, da quando si sono verificati questi casi con sintomi respiratori importanti, che sono polmonite, dispnea, eccetera, febbre alta, oltre che fare la valutazione, perché al momento facevamo anche la ricerca del virus influenzale, anche quelli che provenivano dalla Cina. Adesso al contrario, anche senza avere criterio epidemiologico, viene ricercato in questi soggetti che presentano questa sintomatologia
epidemiologia il coronavirus. In tutto il Veneto. Dottoressa, Queste sono cose in più che facciamo noi. Dalla riunione che avete avuto con il Ministero della Sanità e la Presidenza del Consiglio, avete avuto qualche notizia sulle cure, le terapie, se ci sono sviluppi? No, sappiamo che questa è un'interlocuzione che il Ministero sta portando avanti con le CDC e con l'OMS, però non abbiamo ancora una risposta. E la prima cosa da fare allora, se un veneto si ritrova, si alza domani mattina con la febbre, è contattare il proprio medico? No, questo lo dobbiamo dire, sì, contattare il proprio medico di base, l'abbiamo anche scritto, perché dobbiamo evitare che si possa diffondere un'eventuale presenza del virus che il soggetto insomma sta incubando, per cui rimane a casa, verrà valutato dal medico di medicina generale con triage telefonico o diversamente a seconda di quello che ritiene, se necessario naturalmente col 118 andrà in Prevedete in giornata che possono essere prese le delle misure? C'è da dire che questa modalità che medici di base l'abbiamo prevista noi nelle linee guida mandate ai sindaci e anche in particolar modo a Mira questa mattina, e poi ovviamente sarà anche nelle linee guida nazionali, nell'ordinanza nazionale, visto e considerato che chiediamo la reperibilità anche nel weekend ai medici di base per questa partita, ovviamente quantomeno nella fase diurna, in maniera tale che conoscendo i pazienti, perché sennò finisce che tutti si recano al pronto soccorso e non riusciamo più a erogare magari sanità e prestazioni a persone magari che sono veramente gravi e non c'entra niente col coronavirus. L'ultima cosa, tutti i 12 positivi non hanno avuto contatti con i cinesi, né sono stati là? Stiamo facendo al momento non lo sappiamo. Grazie ragazzi. Presidente, la situazione su Venezia, perché la chiedono... In che senso? Se chiudere il carnevale. No, ve l'ho detto prima ragazzi, ve l'ho detto, cioè rispetto al carnevale adesso noi io ho chiesto che ci siano delle linee guida, anche perché l'approccio così a random, tu sì, tu no, non funziona, se è un tema epidemiologico di un virus deve essere affrontato a 360 gradi, quindi dico bene, se si mettono in discussione le grandi manifestazioni sono tutte, si va dal campionato di calcio in giù, se no non ha nessun senso, cioè questo è un fatto proprio, è l'ABC del controllo della diffusione di un virus. E questo potrebbe essere previsto nelle linee guida? Guardate, noi adesso stiamo discutendo su questa partita, adesso ho appena sentito il Ministro perché comunque le linee guida riguardano molti aspetti, anche il confinamento, l'eventuale confinamento di asintomatici positivi, il portarli in una struttura dedicata oppure lasciarli a casa in isolamento volontario, ovviamente vigilato, insomma cerchiamo però anche di non diffondere ovviamente panico, cioè l'aiuto che vi chiedo di dare, come fate sempre, giusta informazione e sapere che comunque non tutti gli asintomatici poi svilupperanno. Io sono preoccupato, intanto sono sempre preoccupato della salute dei veneti, questo è poco ma sicuro, questo è uno dei momenti nei quali il Presidente si preoccupa della salute dei veneti. Dall'altro dico anche che dobbiamo avere una gestione perfetta perché la mole di richieste potrebbe essere tale per cui vanno in tilt gli ospedali, prova ne sia che abbiamo chiesto di mandare infettivologi a Padova perché in questo momento Padova è presa d'assalto per il tema dei tamponi e così accade nei pronto soccorso. Ad Oro questa mattina, a mattina presto avevamo già 90 persone presenti, quindi dobbiamo tranquillizzare i cittadini, sapere che ci sono dei protocolli da applicare e capire quando si dice il cittadino di Schiavonia che è rimasto 14 giorni in ospedale, noi abbiamo applicato i protocolli dell'OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, che dice che un cittadino se non ha avuto contatti, non è venuto da zone a rischio, deve rientrare nelle qualità delle cure, nel percorso di cura di un'influenza. Premetto che non è il Presidente della Regione che fa le iniezioni, somministra i farmaci, perché poi c'è sempre qualcuno che si avventura con queste, non è momento di polemiche, però c'è il momento del rispetto, di capire che abbiamo 54.000 dipendenti che stanno lavorando nella sanità e vanno rispettati. Grazie. Ti aspettiamo qui per avere notizie allora. Notizie in serata o... Eccoci. Ecco. Queste quindi le parole del Presidente della Giunta Veneta Luca Zaia. La riunione dell'unità operativa, dell'unità di crisi a Marghera è ancora in corso. Zaia appunto sta rientrando, la situazione, lo avete sentito, è molto complessa, è una situazione particolarmente fluida, quindi mettiamo un punto. In Veneto attualmente ci sono
11 casi e un morto, quindi sono 12 casi di coronavirus registrati fino ad oggi sul territorio regionale. Uno di essi era purtroppo il 78enne deceduto ieri sera alle 23 a Schiavonia. Questi sono appunto i dati della regione. Degli altri 11 contagiati, solo uno è al di fuori del comune di Vo, si tratta per l'appunto del 67enne di Mira, che è stato portato, lo avete sentito anche dalle parole del presidente Zaia, in rianimazione a Padova, quindi anche questo è un caso particolarmente grave. I restanti 10, tra cui altri 7 casi registrati oggi, ha spiegato il governatore Luca Zaia poco fa, fanno riferimento tutti a residenti del comune di Vo Euganeo. Ecco, quindi questa è la situazione, ma a Vo Euganeo la situazione si sta in qualche modo anche aggravando, perché lo si apprende dall'ANSA, un'ANSA battuta pochissimi minuti fa. 8 cittadini cinesi che gestiscono un'attività imprenditoriale appunto a Vo, nel comune epicentro del contagio, sono stati portati in ospedale per verifiche sul loro stato di salute. Ecco, lo ha riferito all'ANSA proprio il sindaco Giuliano Martini. Il laboratorio gestito dai cittadini orientali è uno dei punti che il comune e le strutture di prevenzione stanno sottoponendo a verifiche per le indagini sul possibile punto zero della diffusione del virus. Si tratta di 7 uomini e una donna. Lo ripetiamo, tutti e 8 sono cittadini cinesi. Questo sta succedendo praticamente a Vo Euganeo in questo momento, ma c'è dell'altro, perché sempre a Vo sono in corso indagini da parte da parte appunto degli inquirenti per scoprire proprio il possibile punto di partenza del contagio. Tutto ricondurrebbe ad un'attività imprenditoriale gestita da cittadini cinesi che potrebbero aver avuto contatti recenti con il paese d'origine. Tra queste persone, secondo il sindaco Martini, alcune frequentavano occasionalmente 2 bar del paese e insomma questo lo sappiamo già da ieri fondamentalmente, punto di ritrovo tra gli altri dei primi 2 contagiati. Quindi questa è la situazione. Una nota di aggiornamento, lo avete sentito, è stata diramata alle strutture sanitarie, ma per attendere misure più drastiche probabilmente bisognerà attendere la serata e anche le determinazioni del governo. A Marghera, l'unità di crisi, c'è il presidente Zaia, lo avete visto, c'è la dottoressa Francesca Russo, che di fatto è il tecnico che sta gestendo tutta l'emergenza, Francesca Russo, che è appunto della direzione prevenzione della Regione Veneto, e l'assessore Manuela Lanzarin, assessore regionale alla sanità. Le informazioni in questo momento vengono traghettate di fatto da questi 3 soggetti guidati per l'appunto dal presidente Zaia. Chiedo se per caso possiamo andare in collegamento con Filippo Fois, se per caso è raggiungibile in questo momento. Filippo Fois che si trova per l'appunto all'unità di crisi di Marghera. Non vedo Filippo. Ecco, quindi un attimo solo. Niente, ecco, torniamo anche a Schiavonia. A Schiavonia, all'ospedale di Schiavonia, è stata effettuata anche una visita da parte del questore di Padova, questore che è uscito pochi minuti fa ma non ha rilasciato alcuna dichiarazione. Anche a Padova, in via degli Scrovegni, c'è un'unità di crisi che sta seguendo da vicino la situazione in provincia di Padova, e ovviamente a Vo e nei comuni contermini, che sono l'epicentro per l'appunto dell'emergenza in Veneto. Ecco, c'è poi un'indicazione molto interessante che segue di fatto poi anche le parole di Francesca Russo dello SMI. Lo SMI è il sindacato
dei medici italiani, che dicono in una nota che hanno diramato ai media ma anche a tutti i colleghi presenti sul territorio nazionale, che l'isolamento domiciliare deve essere, come i trattamenti sanitari, obbligatori, ovvero con sanzioni per coloro che violano le prescrizioni del Ministero della Salute. Quindi inutile parlare di quarantena se poi questa quarantena viene in qualche modo non viene effettuata. Ecco, quindi lo dice Pino Notri, che è segretario generale del sindacato dei medici, che polemizza anche in qualche modo con il governo. Sono state messe in quarantena solo le persone in arrivo direttamente dalle zone colpite dal coronavirus, ma l'isolamento, dice per l'appunto lo SMI, avrebbe dovuto essere obbligatorio da subito anche per chi è arrivato in Italia attraverso voli intermedi e triangolazioni. Questo è il caso del Veneto. Nessuno dei 3 aeroporti veneti, Verona, Treviso e Marco Polo di Venezia, hanno al momento voli diretti con la Cina, ma di fatto tutti i cinesi o comunque tutte le persone provenienti dalla Cina che arrivavano o per motivi commerciali o per i festeggiamenti collegati al Capodanno cinese sono arrivati negli aeroporti veneti attraverso degli scali internazionali dove evidentemente non vigeva il divieto di voli diretti. Quindi questa presa di posizione dello SMI in questo preciso momento è abbastanza significativa e polemica. Poi c'è anche una situazione particolarmente fluida nella zona di Verona, lo apprendiamo sempre dall'ANSA in questo momento. Nelle scuole comunali di Verona è stato attivato già da tempo il monitoraggio degli studenti, ma nella riunione dell'esecutivo della conferenza dei sindaci dell'ULSS 9 Scaligere è stato fatto il punto delle iniziative in atto nelle scuole. Lo ha riferito poco fa il sindaco di Verona Federico Sbuarina, spiegando che da subito nelle scuole è partito il codice di comportamento che prevede la sorveglianza attiva sugli studenti, soprattutto quelli di ritorno dall'Asia. Ciò nonostante, ha aggiunto il sindaco Sbuarina, lunedì faremo una nuova e più aggiornata comunicazione ai dirigenti scolastici e agli insegnanti per allertarli nuovamente alla piena osservanza delle circolari ministeriali e delle autorità sanitarie regionali. Siamo in costante contatto con ULSS e Regione per gli aggiornamenti, ma anche nel diffondere informazioni per arginare il diffondersi della paura. Anche la diocesi di Padova ha fatto sapere poco fa che è in attesa delle determinazioni dell'unità di crisi che appunto, lo avete visto, è in corso a Marghera. Quindi non è da escludere che ci possano essere anche delle limitazioni alle funzioni domenicali, ma lo apprenderemo solo nelle prossime ore. Chiedo alla regia, non riusciamo a collegarci con Fois. È spento, niente. Ok, quindi questo è l'aggiornamento, questo è quello che dovevamo riferirvi per il momento. Vi lascio ai prossimi aggiornamenti. Grazie per l'attenzione.